Tra le tante storie portate alla luce dall'emergenza coronavirus, una, resa nota in questi giorni, è particolarmente commovente. Riguarda il Covid Hospital di Dolo, dove una paziente transitata tra marzo e aprile, non si conosce il destino della signora, anche se probabilmente se n'è andata, ha lasciato un sacco che contiene effetti personali, consegnato per errore dal reparto di pneumologia ai familiari di un altro o di un'altra paziente. Medici, infermieri e operatori del reparto stesso non sanno a chi appartengano gli oggetti. Nel sacco è contenuto un giubbotto e altri abiti. L'appello che arriva fino a Chioggia e alla parte meridionale della città metropolitana, da dove provengono molti dei pazienti ricoverati a Dolo, è alla ricerca dei parenti che possano rivolere gli oggetti appartenuti o appartenenti alla propria cara. Terremo il sacco per qualche giorno, informa chi l'ha ricevuto, poi saremo costretti a gettarlo tra i rifiuti. Lo scorso 21 marzo, ormai quasi 2 mesi fa, Chioggia Azzurra aveva ospitato l'intervento della neuropsicologa Elettra De Ambrosi, relativo alle reazioni della popolazione alle prime serrate dovute al coronavirus. Oggi la dottoressa De Ambrosi torna ad occuparsi della materia per intervenire in merito alla cosiddetta sindrome della capanna o del prigioniero, ovvero la condizione di disagio che colpisce chi, dopo un periodo di clausura forzata, è restio a uscire a riprendere la routine esterna più o meno abituale. Non si tratta di un disturbo mentale diagnosticabile, esordisce la dottoressa, e la Società Italiana di Psichiatria stima in 1 milione il numero delle persone che ne sono affette o che stanno per esserlo a causa della fase 2 del coronavirus. Alcuni hanno solo paura di venire contagiati e di contagiare. Dovrebbe risolversi in 2 o 3 settimane, ma qualora dovesse prolungarsi e diventare cronica, con uno stato di ansia prima dell'uscita, è il caso di contattare un professionista della salute mentale per affrontarla e tornare come prima. Anche i bambini ne possono venire colpiti. Occorre parlarne con loro, conclude Elettra De Ambrosi, ma senza censure e non detti, evitando anzi di far credere che tutto stia andando bene. Questo perché i bambini avvertono le ansie degli adulti anche tramite il linguaggio non verbale. L'articolo completo e l'intervento video della dottoressa De Ambrosi sono nel blog Chioggia Azzurra. Anche se la nube tossica sprigionata venerdì mattina a Porto Marghera dallo stabilimento 3V Sigma è stata arginata e si è dissolta nell'aria il giorno stesso, i suoi effetti a terra e nell'acqua sono ancora immanenti. Da un lato, fino a che non saranno diramati i dati dell'ARPAV relativi a quali specifiche sostanze sono precisamente fuoriuscite e in quali quantità, viene suggerito di non consumare frutta e verdura raccolte nei campi della zona di Mira, Malcontenta, Porto Marghera e Fusina. Dall'altro, nel canale industriale ovest adiacente allo stabilimento, fin da ieri si sussegue purtroppo l'affiorare di tanti pesci morti a galla in seguito all'esplosione. La moria assume proporzioni notevoli di ora in ora. Ai solventi e agli acetoni della fabbrica si sono uniti infatti gli schiumogeni adoperati per spegnere il terribile rogo. È stata intanto resa nota dal Corriere del Veneto l'identità di 2 operai rimasti feriti, entrambi in servizio alla General Montaggi di Terni. Il rumeno Alin abita nel Padovano con la compagna ed è ricoverato proprio all'ospedale del capoluogo euganeo, mentre l'indiano Pramod vive in affitto ad Dolo assieme a un collega, dal momento che la moglie e la figlia di 4 anni rimangono a Terni. Pramod è ricoverato a Verona. Dalla prossima domenica 24 maggio in Veneto potranno riaprire nei giorni festivi anche i supermercati e i centri commerciali. L'ordinanza firmata nelle scorse settimane dal presidente della giunta regionale Luca Zaia va a decadere in quanto sarebbe stata impugnabile all'atto dell'apertura degli altri esercizi a partire da domani. Lo ha dichiarato lo stesso Zaia nel corso della consueta conferenza di mezzogiorno. Zaia ha anche chiesto ai sindaci di valutare la concessione di orari di lavoro più ampi alle imprese di servizi alla persona, dal momento che vanno evitati gli intasamenti dovuti all'attesa da parte dei clienti. Il presidente della Giunta Veneta ha ricordato anche che dell'uso della mascherina in pubblico, sia nei luoghi chiusi che aperti, sono esonerati solo i bambini aventi meno di 6 anni e le persone con disabilità. La fine del lockdown porterà nelle prossime ore in Veneto alla riapertura di quasi tutti gli esercizi.
Restano ancora sospese le attività termali, i centri culturali, le scommesse, le discoteche e i parchi di divertimento come Gardaland.